Andrea Causin, candidato alla segreteria regionale del Partito Democratico del Veneto. Oggi da questo luogo, che simbolicamente è crocevia delle genti e delle merci, non da pochi anni, da moltissimi secoli, noi abbiamo la campagna delle primarie. Ciascuno di noi ha vissuto una fase faticosa in questi giorni, questo mese. Molti di noi hanno presentato la mozione più e più volte nei circoli e io penso che gli iscritti del Veneto abbiano premiato la nostra dedizione e la nostra serietà. Vi è stata una partecipazione altissima, guardate, in Veneto, il 65% degli aventi diritto ha votato. Siamo la regione forse con la più alta partecipazione. Nessuna mozione ha superato il 50%, questa è la notizia. Poco meno di 1500 voti ci separano dalla mozione Bersani e di questo ringrazio tutti voi per il lavoro fatto. Questo significa che i nostri iscritti hanno votato liberamente, con la propria testa, come aveva chiesto di fare anche Dario. Significa che il partito è un partito aperto e contendibile. Significa soprattutto che in Veneto sono finite le oligarchie e che gli iscritti e gli elettori del Partito Democratico in questo momento contano e possono contare soprattutto nella chiave delle primarie. Guardate, io culturalmente non sono uno che pensa che il partito sia la fine di tutto, anzi, questa cosa appartiene alle ideologie del passato. Il partito è uno strumento, è una comunità di donne e di uomini che si mettono insieme, che condividono la propria vita, che condividono le proprie idee e lo fanno per poter essere strumento di cambiamento, per rendere migliore la vita delle persone, per dare una risposta a quelle cose molto semplici ma molto forti che chiedeva anche Cora prima. Cioè, date una risposta sull'assistenza, date una risposta sul testamento biologico. E io ho accettato di fare il candidato non per guidare un partito, ma per cambiare il paese, per cambiare la regione, per cambiare la mia regione. E voglio provare a dirvi alcune cose partendo dalla mia storia, che è la storia della mia famiglia. Per esempio quella di mio padre, che è l'ultimo di 9 figli di una famiglia di agricoltori. Una famiglia povera ma dignitosa, come moltissime delle nostre famiglie, la storia delle nostre famiglie del Veneto. A 37 anni, la mia età, lui era dirigente di un'azienda privata e ciò era accaduto non in virtù di una rete di relazioni, ma era accaduto in virtù del fatto che aveva trovato una scuola serale che lo aveva accolto e aveva fatto una scelta di grande dedizione al lavoro. E questo è l'esempio migliore della mobilità sociale, quella mobilità sociale che oggi in questa regione rischia di non esistere più. A volte parlo con lui, ma parlo anche con la gente della sua età e ho la percezione che per la prima volta in 60 anni ci sia il rischio di stare peggio, ci sia il rischio che le condizioni economiche di questa regione possano peggiorare, che ci sia il rischio che la coesione sociale, che l'accesso alla salute, alla sanità, all'assistenza, che tutto questo possa essere peggiore in prospettiva. È per questo che io mi candido, che mi metto a disposizione, perché voglio che queste prospettive che hanno fatto grande la mia regione possono essere le condizioni di vita che possa trovare mio figlio, sempre per restare alla storia della mia famiglia. La destra in Veneto ha fatto tutto, ha fatto veramente tutto, fuorché dare delle risposte. Ha aumentato le paure, l'intolleranza, ha gestito i grandi affari, a volte anche non in maniera troppo trasparente. E a volte anche all'interno del nostro partito forse non abbiamo alzato a sufficienza la voce su questo. Ci sono episodi preoccupanti e ci sono anche fenomeni preoccupanti che riguardano il Veneto. Penso al volantino razzista del comune di Milano, dove la Lega Nord diceva che torturare i clandestini è legittima difesa. Penso al pestaggio dei 2 lavoratori albanesi avvenuto durante il raduno della Lega Nord a Venezia. Penso alle irruzioni che sono state fatte a Campo San Piero da un assessore di centrodestra nelle case della comunità senegalese senza mandato di perquisizione. Ma penso anche al ritardo con cui vengono pagate le rette dell'assistenza agli anziani, 400 giorni la Regione Veneto. Penso alla destrutturazione della scuola pubblica, ma anche della scuola paritaria che avviene in Veneto, con 3.300 posti in meno a fronte di 8.000 iscrizioni in più. E penso, come non può andare il mio pensiero oggi,
a tutti quei lavoratori che soprattutto nella provincia di Venezia, di Treviso, di Vicenza, quelle province ad alta incidenza di manifatturiero, oggi sono in uno stato d'ansia perché sono in cassa integrazione e poi avranno la mobilità e poi non sapranno quale sarà il loro destino. Ecco, tutto questo è un contesto che ci chiama a un forte impegno di cambiamento ed è per questo che noi dobbiamo essere un'alternativa credibile, dobbiamo dare le risposte a questo Veneto, non è una piaggeria questo congresso, dobbiamo farlo sui temi e dobbiamo essere un'alternativa credibile. L'alternativa comincia da noi, ma se vogliamo essere un'alternativa credibile, un episodio come quello dell'assenza dei nostri deputati l'altro giorno è un episodio inaccettabile. Un'umiliazione per quei 2.800.000 lavoratori che pagano l'IRPEF trattenuta in busta paga e per quei 550.000 imprenditori che io non ho mai visto andare con la borsetta a portare i soldi all'estero, ma ho visto mettere una fiduzione della propria casa per comprarsi un macchinario. E allora l'alternativa non comincia soltanto sulle belle parole, sui programmi, comincia intanto da gesti di credibilità, da un modo diverso di fare politica. Lo diceva anche Deborah prima, su cosa ci distinguiamo? Io voglio provare a farlo rapidamente perché poi giustamente lo spazio di Dario deve essere quello più importante. Ho provato anche io a declinare 5 parole. Valori, responsabilità, li vedete qui dietro, non è uno slogan casuale, perché parliamoci chiaro, ma parliamoci chiaro di cosa? Per chi usare lo slogan dell'altra campagna elettorale. Valori, responsabilità, dicevo, ascolto, cambiamento ed esempio. Comincio dai valori. I veneti sono da sempre un popolo operoso e solidale ed è per questo che noi siamo fieri di aver avuto comunità coese, comunità forti, comunità capaci di accogliere i 500.000 immigranti che lavorano regolarmente in questa regione, comunità capaci di innovare, di sostenere coloro che sono in difficoltà, prima che arrivi lo Stato, prima che i comuni siano in grado di farlo, di sfidare la competizione internazionale, comunità capaci, e soprattutto questo è importante, in prospettiva di coniugare il benessere economico con la qualità della vita.